A Porto Tolle, presso il mercato ittico di Pila, il secondo appuntamento degli Stati Generali della Pesca del Veneto, che è dedicato ad una delle tematiche più cruciali di questo secolo, la sostenibilità, vista secondo le 3 declinazioni: ambientale, economica e sociale. Dall'esperienza maturata dagli operatori, in particolare nella realizzazione dei progetti FEAMP 2014-2020, si potranno elaborare utili indicazioni per un modello di sviluppo fondato su un'economia blu sostenibile. Roberto Pizzoli, sindaco di Porto Tolle, seconda tappa di questi Stati Generali della Pesca proprio qui a Porto Tolle. È un punto importante, oggi si parla di sostenibilità. Sì, ringrazio la Regione di aver dato comunque la possibilità anche a Pila, che siamo naturalmente nel comune di Porto Tolle, di poter svolgere questi Stati Generali della Pesca, che avranno comunque argomenti importanti come la sostenibilità, ma anche come la programmazione, che credo che sia fondamentale, soprattutto per quanto riguarda le nostre lagune. Noi siamo anche molto legati all'acquacultura e di conseguenza credo che sia importante aprire un tavolo di confronto su queste tematiche. Un tavolo di confronto con toni molto propositivi, la giornata di ieri l'ha evidenziato. Sì, certo, bisogna essere propositivi, parliamo sempre dei problemi che sono enormi, per carità, dal caro gasolio, tutto qui all'edificazione delle lagune, ma credo anche che abbiamo il dovere di essere propositivi, di cercare di dare non solo delle risposte, ma fare anche delle proposte significative. Luigino Pelà, direttore del mercato ittico di Pila. Dopo la giornata di Chioggia di ieri, la giornata inaugurale di questi Stati Generali della Pesca, oggi qui a Pila per parlare di sostenibilità. Sì, credo che sia un tema, un leitmotiv che seguirà poi tutte le 4 giornate tematiche, ma in particolare io sono contento che si parli proprio oggi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, soprattutto in questo territorio. Quello che si è visto ieri a Chioggia è una grande partecipazione di tutte le componenti di questo tavolo di concertazione e con toni molto propositivi. Sì, credo che oggi più che mai serva concertazione e condivisione delle problematiche, soprattutto col mondo istituzionale e noi con il mondo della pesca che rappresentiamo. Michele Chiaregato, direttore del mercato ittico di Venezia, seconda giornata di Stati Generali della Pesca del Veneto 2022. Dopo il successo ieri di Chioggia, oggi un'altra tappa importante, si parlerà prevalentemente di sostenibilità. Sì, questa seconda tappa è dedicata appunto a questo tema e l'intervento, la presenza dei direttori dei mercati ittici del Veneto vuole portare appunto a questo tema un contributo, soprattutto in prospettiva futura, perché i mercati ittici possono essere il motore per sostenere l'attività dei produttori, dei piccoli produttori che all'interno di un mercato tra virgolette protetto e comunque gestito secondo regolamentazioni regionali può svilupparsi una libera concorrenza tale che il valore del prodotto locale possa avere una corretta valutazione. Oggi siamo qui alla Pila di Porto Tolle, il suo intervento sarà in ottica della valorizzazione, dell'importanza del mercato ittico per produrre poi un prodotto di qualità, un prodotto veneto di qualità. Infatti il mio intervento oggi riguarda i mercati ittici del Veneto. Mercati ittici bisogna innanzitutto per fare delle proposte future bisogna capire il loro funzionamento, bisogna capire se ci sono delle criticità che ci possono essere presenti, eliminarle e procedere ad avviare dei processi di modernizzazione per rendere questi mercati competitivi anche con quelli privati. Ecco, il suo intervento verterà sulla formazione, innovazione e valorizzazione dell'operatore della pesca. Stiamo lavorando con Coldiretti sulla scuola di pesca veneta, che è una scuola di pesca che mira a formare dei tecnici preparati nell'ambito dell'innovazione, della sostenibilità della pesca e dell'acquacultura.